Domenica 3 aprile, presso il nuovo Palasport di Campagna Lupia, nel Veneziano, si sono giocate le finali del campionato provinciale Under 16 maschile e femminile. Noi del Laguna Volley abbiamo chiesto espressamente questa finale Under 16 maschile e femminile in modo da poter valorizzare questa nuova struttura e magari che possa venire utile anche in un prossimo futuro. Abbiamo voluto farci conoscere in definitiva. Siamo onorati di aver visto oggi un campionato provinciale gestito soprattutto da una società, Laguna Volley, che ci sta dando notevoli soddisfazioni, soprattutto perché fa crescere i giovani, li avvicina allo sport. Noi cerchiamo di dar loro tutto ciò che è possibile come sostegno morale e economico, ma soprattutto abbiamo messo a loro disposizione queste strutture che solo da 2 anni sono state realizzate. Il presidente della FIPAV Venezia ci presenta la manifestazione. Quest'anno per la prima volta organizziamo questa finale provinciale senza le nostre teste di serie. È una cosa un po' particolare perché con la nascita del campionato d'eccellenza organizzato dal comitato regionale, le 2 teste di serie dei nostri campionati, sia nel maschile che nel femminile, partecipano appunto al campionato d'eccellenza. Abbiamo qui l'ACS e il VSC per quanto concerne il settore maschile e il caponogara e la squadra di Dolo per quanto riguarda il settore femminile. Squadre di un buon livello di gioco, sicuramente dobbiamo pensare però per il prossimo anno a rivedere un po' la formula del campionato d'eccellenza per il semplice fatto che non possiamo sempre agevolare le squadre più forti a scapito della qualità in provincia. La finale maschile tra Volley Sottomarina Chioggia e Nautilus AICS Chioggia è stata davvero combattuta e intensa, soprattutto sul piano nervoso più che tecnico. Con una partenza bruciante al tie-break l'ha spuntata il Volley Sottomarina Chioggia. Ecco il commento del suo allenatore. Dal punto di vista emotivo ho fatto tanta fatica perché una finale, una partita a parte, non è come le gare normali di campionato dove il livello del nostro campionato era abbastanza basso, eravamo noi e questa squadra e i ragazzi hanno fatto fatica ad esprimersi. Difatti tante volte il gioco è stato molto frammentario, molte imprecisioni, però dopo alla fine credo che i miei ragazzi hanno dimostrato di avere qualcosina in più e credo che abbiano anche meritato di vincere, ecco. Per quanto riguarda il proseguo della stagione, la fase regionale io credo che potremo fare bene perché questo era l'obiettivo principale da parte della mia squadra, quindi raggiunto questo obiettivo principale, poterci confrontare con squadre sicuramente più forti, non avere nulla da perdere, credo che gli farà fare qualcosina in più. Sentiamo le impressioni a caldo dei vincitori. Questa partita sinceramente è stata una partita molto bella e poi alzate dietro di qua e di là, la palla andava sempre giù e non ci fermeremo mai. Sì, giocheremo così anche forse meglio, però l'importante è divertirsi e far valere il nome della nostra società. La ICS Chioggia, pur sconfitto, è però soddisfatto della bella esperienza vissuta. È andata abbastanza bene la finale, abbiamo perso, però comunque è stato un tie break fatale, diciamo il quinto set siamo partiti 8-0 per loro, hanno meritato, comunque va bene così. Sono contento per i ragazzi che hanno fatto una buona finale, un'esperienza buona su un palazzetto nuovo, un numeroso pubblico, perciò farà bagaglio per il loro futuro. Siamo primi con la seconda divisione, puntiamo un'altra finale e speriamo che ci vada meglio. È stata una bella partita dopo tutto, anche se abbiamo perso per 3-7-2. E niente, bisogna sempre guardare avanti perché questo è il nostro obiettivo. E io avendo il ruolo di capitano mi sono preso questa responsabilità, andando anche a incoraggiare tutti i compagni perché è stata una bella partita. Molto intensa anche la finale femminile, che vedeva opposte Volley Dolo Ambrosiana e Volley Team Camponogara. Buon avvio del Camponogara, che vinceva il primo set dando l'impressione di una maggior compattezza. Ma nel prosieguo del match, il Dolo prendeva via via il controllo del gioco, imponendosi con la propria arma più efficace, l'attacco dal centro. Un po' di rammarico tra le fila del Camponogara. Essendo i 9, siamo lo stesso contenti di essere arrivate a questo punto e anche di aver perso, però abbiamo giocato lo stesso bene, però potevamo dare di più. Grande soddisfazione dell'allenatore e delle ragazze del Dolo per la conquista di un titolo a lungo inseguito. Le ragazze ci hanno messo tutto il cuore, tutta la buona volontà e alla fine sono risultate vincenti.
prospettiva regionale, non conoscendo gli avversari e purtroppo sapendo che noi siamo un po' carenti a muro, carenti un po' tanto per problemi fisici, non so cosa potremmo fare, però il nostro obiettivo era vincere il primo titolo come società dopo tanti anni che non si vinceva niente. Noi cercheremo certamente di impegnarci negli allenamenti, di fare il meglio possibile e di arrivare più avanti per tenere alto il nome del volleyball e soprattutto della provincia di Venezia. La pressione di una finale non la vivono solo gli atleti, anche gli arbitri provano emozioni. Beh, all'inizio le difficoltà ci sono perché comunque è una finale, si sente la pressione e si sente anche la tensione da parte delle squadre in campo, però comunque bisogna cercare di star calmi e affrontare la partita come se fosse una partita diciamo normale di girone e alla fine è sempre pallavolo e sempre bisogna gestirla allo stesso modo e poi mi pare che il risultato sia stato abbastanza buono per entrambe le finali, comunque ce la siamo gestita bene. La FIPAV di Venezia ha una fitta agenda di eventi importanti nel prossimo futuro. Scopriamoli insieme. Il Comitato di Venezia è sempre stato molto attento all'organizzazione degli eventi. Quest'anno il Consiglio federale ci ha confermato la finale Under 18 femminile che si disputerà dal 9 al 12 in quel di San Donnà, Venta di Piave e Fossata di Piave, una grandissima manifestazione che ci stiamo attrezzando per onorarla al meglio. Oltre a questo stiamo preparando un'altra serie di iniziative, è partito il campionato di beach volley giovanile per società, è partito la campagna promozionale del Summer Volley Camp 2011 che svolgeremo a Jesolo quest'anno. Il 13 di maggio svolgeremo il Beach and School e i giochi sportivi studenteschi di beach volley a Jesolo e il 29 di maggio sempre organizzeremo la finale regionale di Under 18 maschile e femminile all'Arsenale di Venezia, quindi una serie di eventi molto importanti che ci permette anche di tenere viva l'entusiasmo per la pallavolo e l'interesse per la pallavolo nel nostro territorio. Insomma, in provincia di Venezia l'entusiasmo per il volley non manca di certo.